Ma ho ascoltato un'analisi onesta, veritiera della situazione italiana e europea. Diciamo che dopo anni di favole abbiamo avuto un bagno di realtà. Siamo stati portati fin sul precipizio greco, ci siamo fermati, adesso c'è ancora molto da fare. I titoli che Monti ha dato sono titoli giusti, magari ne manca qualcuno sul sociale. Intervistato da UDEM TV, il leader del PD Bersani approva le linee tracciate da Monti, richiama le forze politiche alla responsabilità, lancia l'agenda del 2012 e avverte bene il confronto con le parti sociali, necessari interventi sul mercato del lavoro, ma via dal tavolo questioni che non c'entrano, come l'articolo 18. Nel passaggio difficile bisogna stare più vicini possibili a chi ha le maggiori difficoltà. Sul fronte parlamentare poi ineludibili per Bersani la riforma dei regolamenti, i tagli alla politica, la riduzione di deputati e senatori, la riforma elettorale. I gruppi parlamentari del PDL mostrano cautela, si passi alla sostanza per la crescita, chiede Cicchitto, nessuna cambiale in bianco, afferma Gasparri. Appello alla responsabilità dal leader UDC Casini, con Monti siamo in buone mani, le migliori possibili per guidare il Paese nella drammatica crisi europea. Il governo Monti rappresenta la miglior soluzione possibile per portarci fuori dalla crisi economica. Abbiamo messo in sicurezza i conti pubblici, ora dobbiamo lavorare tutti insieme, le forze più responsabili, sulla crescita e sulle liberalizzazioni. Dall'opposizione scettica l'Italia dei Valori, nonostante l'apertura del Premier sulle misure anticorruzione. Continua la politica delle televendite del Presidente del Consiglio, che magnifica i suoi decreti dandogli egli stessi il nome, da Salva Italia a Cresci Italia. È dura la reazione della Lega, dietro le parole di Monti solo tasse, attacca Calderoli e Maroni incalza, il Premier spieghi cosa è lì a fare. Monti ha parlato con chiarezza di una fase 2 che è quella della crescita e le sue parole sono state registrate. Noi saremo qui con molta puntualità a valutare